Parafrasando Shade, bene ma non benissimo. Bene nel senso che abbiamo vinto alla grande una partita contro il CUS Lisbona, così abbiamo definito noi il CDUL, perché alla fine è una squadra universitaria. In realtà il problema è che i nostri cugini, ammesso che a Rovigo ci siano dei cugini, non hanno vinto in Germania, per cui quello che poteva essere il passaggio del turno automatico prima del match di Calvisano non è avvenuto. Conseguenza, fra 2 giorni al San Michele bisogna vincere per accedere al turno successivo di European Continental Shield. Parleremo di questo, parleremo anche di altro, ovviamente, diciamo all'interno di questa puntata di Rugby House, con una delle sorprese, forse per coloro che non sono addentro al mondo rugbyistico di questa stagione, Massimo Cioffi. Ciao Massimo, benvenuto. Buonasera, grazie. E poi Antonio Romeo che ci è tornato a trovare. Ciao Antonio. Ciao, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Ora, Massimo, parlo di sorprese per chi magari non ha seguito delle giovanili, insomma tu hai fatto un percorso abbastanza interessante. Poi ricordiamo questo passaggio anche importante del padre che ha militato qui negli anni '80, per cui è stato quasi un percorso, tra virgolette, obbligato la tua presenza qui. Sì, diciamo che il fatto che papà era già venuto qui mi ha dato una spinta in più per accettare e per diciamo, provare ad entrare nel mondo difficile che è Rovigo, perché come avevamo già chiacchierato anche noi, all'inizio era difficile pensare che un giovane come me avesse così tanto spazio. Quindi mondo difficile ma anche bello poi alla fine, no? Certo, poi bellissimo, diciamo, per come lo sto vivendo io, bellissimo. Antonio, ragazzi, da 3 mesi dice che qua c'è un mondo difficile come Rovigo, insomma, che abbia già capito tutto? Beh, insomma, l'ha detto lui stesso, il papà è stato un maestro non solo probabilmente nella sua vita, ma anche nella spiegazione di dove si stava andando ad infilare, insomma, quindi se l'entusiasmo che ha è quello che continuerà a avere, ben venga Massimo Cioffi. Massimo, invece di andare ai pali, ha cercato il penalty touch e andare dentro col drive, insomma, non nelle tue scelte rugbyistiche. Senti, parliamo un po' di sabato. Una sfida che sin da subito si è messa sui binari giusti per Rovigo, tu tra l'altro hai segnato 2 mete, continui a segnare praticamente in ripetizione, forse solo la mischia tecnica, la mischia chiusa, insomma, la meta tecnica ti può battere in questo momento, però è una partita veramente semplice, insomma, no? Sì, ci aspettavamo diciamo una partita dura sotto il punto di vista mentale, perché comunque veniamo da un bel percorso, stiamo vincendo, quindi la cosa più difficile era tenere la testa sul giusto binario e continuare a lavorare. E abbiamo provato bene tutta la settimana, abbiamo lavorato bene, e sabato è stata una partita da un lato sotto il punto di vista del risultato facile, ma per noi è stato tanto difficile lavorare per quello che si è visto poi sabato, perché ci sono molte strutture nuove anche grazie ad Umberto, cioè ci sono molti lavori che sono stati cambiati, quindi per noi è stata una grande prova quella di sabato. Un nuovo inizio. Già a Firenze comunque segnali sempre più confortanti a questo punto di vista su tutte le mete di Odieti, insomma, che ha dato grande vetrina a quel lavoro che state facendo con i tre quarti. Loro una squadra che giocava sempre, non cacciava praticamente mai, per cui insomma era anche un buon test per voi. Esatto, è stato proprio perfetto per noi perché cercavamo quello, abbiamo lavorato tanto la difesa e abbiamo fatto una meta con Edo Lubian che ha portato sulla linea e ha stoppato il calcio, abbiamo segnato. C'è stato tanto lavoro anche fuori con i tre quarti, abbiamo fatto più di una meta fuori e insomma è stato un bel test e diciamo che è andato bene, adesso tocca continuare a lavorare. Ecco Antonio, si parlava anche nel post partita come i portoghesi muovessero sempre la palla, addirittura la meta che menzionava Massimo prima, quella di Edo Lubian, ci sono 60 metri guadagnati dalla difesa rossoblù, sono dati anche abbastanza bizzarri se vogliamo, no? Nel rugby moderno. Un Portogallo che ha messo sul piatto quello che poteva, o meglio un Lisbona che poteva mettere sul piatto quello che poteva, e che ci ha sorpreso sotto certi aspetti, forse oppure no da un punto di vista tecnico, Antonio? Guarda, io pensavo sinceramente di vedere, sapendo insomma che questi avevano messo in difficoltà anche Via Dana, insomma, me li aspettavo un po' più presenti, poi non so se magari l'effetto di giocare in casa o fuori, i viaggi, quelle cose lì vanno a influire, perché squadre che non sono abituate a viaggiare molto con le trasferte a volte risentono anche di queste cose qui, però mi aspettavo qualcosa di più. Mi ha effettivamente sorpreso la loro voglia di giocare tutto, di giocare sempre, un po', insomma, loro sono più di scuola 7 che di scuola 15, per cui probabilmente ce l'hanno un po' più dentro questa cosa di muovere palla, di cercare di attaccare sempre e comunque. Per me hanno fatto
della loro partita. È chiaro che di fronte hanno trovato, come diceva Massimo, un Rovigo che in questo momento è in striscia super positiva, concentrati, performanti, con probabilmente anche l'entusiasmo di avere, come dice lui, novità, di provare nuovi movimenti, nuove cose. Di conseguenza, insomma, c'è, come dire, la testa è proiettata verso il migliorarsi e il crescere, quindi è difficile, insomma, affrontare in questo momento Rovigo. Ecco, la confidenza e la fiducia sono aspetti che fanno parte ormai di questa squadra, che stanno crescendo di settimana in settimana. Come stai sentendo tu personalmente questo periodo? Ma all'inizio si parlava tanto del fatto che appunto in campo sembrava ci fosse poca comunicazione, non ci capissimo tanto bene, soprattutto con i tre quarti. È da un po' di tempo che abbiamo lavorato noi tanto su questa cosa, in campo e fuori. Siamo molto più gruppo anche fuori e personalmente la vivo bene, nel senso che giocare qui fa sempre uno strano effetto. Ormai io non sono di Rovigo, ma quando passiamo sotto gli spalti dopo il riscaldamento e l'applauso e i tamburi che battono, qualcosa senti dentro. È una cosa che ho detto anche a Edo Lubian. Capisco di dover entrare in partita quando ho lui dietro, non so se si vede o se ci fate caso, ma io sono davanti prima di uscire e lui mi è dietro e lui continua a parlarci dicendoci di far valere la maglia, di dare tutto per quei colori che portiamo addosso, per quella gente che è sugli spalti e viene lì a vederci nonostante il freddo, nonostante... per me ad oggi conta tanto. Non pensavo, ma mi sono legato tanto a questi colori che tanti maestri mi stanno dicendo di valorizzare. Queste sono belle parole da parte di Ventene, Antonio, quasi emozionanti per noi, nel senso vanno a toccare un lato che potremmo quasi metterci a piangere. No, vabbè, è sicuramente per chi, insomma, è come noi, è nato qui, tifa questa squadra, la segue, insomma, sapere che chi è, alla fine Massimo ha detto sono qua da 3-4 mesi, però è già entrato, al di là, insomma, delle battute sul babbo che lo aveva istruito, comunque è entrato, ha capito anche chi è Edo Lubian, insomma, cosa spende questo ragazzo quando va in campo per i colori rossoblu, e quindi già questa trasmissione da parte di un autoctono diventa importante, ed è effettivamente quello che lui ha sottolineato, che forse è la cosa che impatta ancora di più rispetto forse anche ai tamburi e ai tifosi che gli fanno l'applauso mentre passano. Averlo dietro che ti attacca la spina e mette in moto l'interruttore, secondo me non è da tutti avere un Edo Lubian dietro, insomma. Certamente, andiamo a vedere gli highlights della vittoria della Femice Z Rugby Rovigo Delta sul CDUL Lisboa della settimana scorsa, e poi ci proiettiamo nel nuovo turno ultimo del girone eliminatorio contro il Calvisano fra 2 giorni al San Michele. Si riapre la finestra europea nella stagione dei bersaglieri. Per la seconda volta dopo il diretto nel 2015 la Femice Z Rugby Rovigo Delta affronta un club portoghese, il Centro Desportivo Universitario di Lisboa, insomma, che in italiano sarebbe il CUS Lisbona, no Antonio? Ciao, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio, buon rugby. Adesso vediamo anche la rimessa laterale come viene giocata proprio sulla falsa riga, appunto, dell'organizzazione di una mischia, quindi di una spinta pallone del pacchetto. Jacques Momber che se ne va in meta, prima meta del match, Easy. quando sono passati 5 minuti. Per la conversione, parte il mediano d'apertura, sembra buona, 2 punti aggiuntivi, Rovigo 7. Per continuare il lavoro che i tecnici stanno disputando, stanno organizzando proprio come tipologia di lavoro, insomma, quindi ci aspettiamo, ecco qua, movimenti nuovi da parte del Rovigo. Inserimento di Odiete, siamo sulla linea dei 22, tarda a mettere il pallone a disposizione, eccolo, con Chillon Samuele Ortiz, si entra dei 22, c'è la pulizia di PJ Parker, altra fase con Mantelli, ancora Matteo Ferro utilizzato. I centri Appleton e Marston che provano a fermare il numero 8 rossoblu, ancora Mantelli, l'inserimento di Majstarovic, Cioffi, il sostegno esterno di Edo Lubian che dà sostegno alla corsa del Beneventano, stretta per Nico D'Amico, ancora pick and go, Difesa molto stretta da parte del Portogallo. se muovono la palla possiamo far male, il cross kick Eccolo di qua. Mantelli per Biffi, seconda meta rossoblu di Giacomo Biffi. Rovigo è
a 6 attualmente, Heidelberg a 4 e Viadana a 1. Leo Mantelli infila l'H, offensiva del Gdul. Giovanniker che stoppa l'ovale. Adesso è Appleton, scivola, non sugli appoggi. Momberg ricacciato indietro, retrocede ancora il Lisbona. Placcaggio durissimo di Denis Majstorovic su Marzon. Un po' in difficoltà qui, giocano, usano pochissimo il piede loro. Dopo che qui il piede sarebbe salutare per la loro situazione di gioco, ma il diktat è quello di giocare sempre e Rovigo placca e porta avanti l'avanzamento della propria squadra. Sì, l'unica appunto che bisogna fare a Rovigo, che la stoppata di Edo Lubian, la meta di Edo Lubian. È difendibile. Diogo alla presa. Diogo torna. Il drive del Lisbona. È ottima però la difesa rosso-blu. Brugnara si deve togliere anche D'Amico. PJ Parker uguale. Riesce a mantenere una buona struttura però la squadra portoghese. C'è un vantaggio. Sì, perché è stato stappato un giocatore portoghese durante l'avanzamento. È stato preso e alzato da terra. Attenzione, il Gdul, meta tecnica. È lunga. Momberg è bravissimo a tenerla. Polpastrelli d'oro per Momberg. Attenzione al largo, se la muoviamo andiamo dentro. Meta di Massimo Cioffi. Quarta meta al 31esimo. Più che altro togliamone ad Amico e Brugnara perché secondo insomma un po'. Edo Lubian alla percussione. Ancora Rovigo, Denis Majstorovic dietro per Leo Mantelli. Matteo Ferro, scivola Nunzio, salta Ferro. Bisogna pulire. Sì. Rovigo per Mucignat. Sfide fra piloni sinistri con Mussolo. Non si tolgono i giocatori e la meta di Cioffi. Introduzione di Alberto Chillona, ancora il pack, ottimo brivio della squadra rosso-blu, meta tecnica. 38-7, ancora il pack a dire la propria. Foro. Cadorini Scippa al largo, Massimo Cioffi, volevate la sesta meta? Ecco la sesta meta della Femici Z, Rugby Rovigo Delta. Per le squadre avversarie quando affrontano i colori rosso-blu. Arriva l'urlo dell'Acquaglio, l'Acquaglio dice sì. In due tempi. Sarà già il 10° placcaggio di Mucignat. Anche Boggiani. Boggia strappa l'ovale e mette a disposizione dei rossoblu. Vediamo cosa decide di fare. Mucignat perde la palla. Qui potrebbe finire il match. Vediamo cosa decide l'arbitro Blaine. Finisce la contesa. La Fenice Z Rugby Rovigo Delta batte il Centro Desportivo Universitario di Lisbona per 45-7. Bentornati in studio Rugby House. Lo dicevamo, bella vittoria sul Lisbona. Adesso manco a dirlo, Calvisano. Già si parla di finalina perché vincere qui è fondamentale per continuare il cammino europeo. Massimo, tu sei qui da 3 mesi, ma insomma la storia la conosci, è sempre lì. Non si va più in là del Calvisano ed è sempre con i gialloneri lombardi dobbiamo giocarci qualcosa. Sì, mi ricordo quest'anno ero al mondiale e abbiamo visto la partita lì in Georgia. E ci siamo visti la partita con... sì. Hai tolto il volume? sì, l'ho tolto, l'abbiamo tolto. Meno male. Che eravamo con Tronchi e abbiamo visto un po' di partita e diciamo da quello che ho potuto vedere è stata dura ma da parte di uno che era al di fuori di tutto comunque si è visto del gioco. Quest'anno non vorrei sbilanciarmi ma... qualcosa cambierà, qualcosa è già cambiato e faremo di tutto per far cambiare il resto.
Anche perché tu, insomma, hai anche tu un trascorso non positivissimo. Sì, diciamo che non è proprio il positivo il mio approccio con il Calvisano, quindi la mia emozione dopo la vittoria era doppia. E, sì, non so bene cosa dire su questa cosa, nel senso che lo dimostro nel campo, provo a farlo nel campo, ci ho provato l'altra volta e sicuramente lo farò sabato. Antonio, sempre Calvisano, e comunque Calvisano una posta in palio che forse, teoricamente, anzi sicuramente è minore come di una finale scudetto, ma se la valutiamo dopo la vittoria interna all'ultimo secondo, se la valutiamo in comunque questo cammino europeo, bene o male tutti i club ci tengono e vogliono portarlo avanti. È un buonissimo step, è un buonissimo incrocio anche per valutare ancora di più quali sono i miglioramenti e i bilanci fra le due squadre. Per Rovigo, al di là della possibilità di andare avanti in Coppa, principalmente deve andare là e confermare quello che ha fatto vedere, per carità, con la vittoria all'ultimo minuto, però con una partita insomma, gestita veramente bene, insomma, non è stata una vittoria da colpo di fortuna, è stata una vittoria cercata, è stato un momento nel quale Rovigo è riuscito a mantenere la testa fredda, il cuore caldo fino alla fine, per cui è un ottimo banco di prova per tutto, per quello che potrà essere il campionato, per quello che potrà essere la settimana successiva e soprattutto, come dicevi tu, anche perché secondo me questa Coppa inizialmente molto snobbata comincia a prendere anche forse un sapore leggermente diverso, insomma, e quindi la gente comincia a tenerci un po' anche a tentare quel percorso. Come state preparando il match, Massimo? Ma diciamo che non cambia molto dall'ultima volta. Abbiamo impostato il tutto ovviamente sulla voglia di giocare e le parole più importanti secondo me le ha dette Matteo e sono quelle di non ricordarci le ferite aperte degli anni passati, ma di guardare avanti e di provare a cambiare la storia. Beh, questo è un bel messaggio positivo, no? Che guarda oltre, che dà sicuramente anche il senso di quanta voglia c'è nell'affrontare questa partita, anche a mente abbastanza libera, no? Perché tante volte quando perdi ci sono delle cose che non vanno, rimurgini, torni sempre indietro mentalmente, invece lì la visione è proiettata, no Antonio? Sì, però è effettivamente così, cioè, se ti ancori a dei bei ricordi o dei brutti ricordi, è come quando cominci una partita difficile e segni subito, la prima cosa che fai quando torni a metà campo ai tuoi compagni dici sempre siamo ancora 0-0, non è successo niente. Ed è probabilmente quello, insomma, quell'atteggiamento mentale con il quale tu devi affrontare la partita, non pensare a quello che è stato, pensa che in quel momento devi vivere e giocare quel match. Poi è chiaro che ci sono 1000 equilibri che magari chi sta fuori li sente di più rispetto ai giocatori. I giocatori vivono un 1 contro 1, vivono di l'ultimo minuto ho preso un placaggio che non sono riuscito a restituirti, quindi per fortuna abbiamo 80 minuti, ti vengo a cercare, insomma questo è quello che secondo me i giocatori devono sentire. Poi tutto quello che viene creato fuori, sì, diciamo è una coreografia, ma penso che ai giocatori non interessi, insomma. Non importi più di tanto. Ti stai sentendo con qualche tuo compagno ex 20 a Calvisano? Ce ne sono parecchi, no? Sì. Casolari, Venditti, poi sì, tra l'altro compagni anche di club, quindi. Esatto, sì, Nardo, compagno di club e anche coinquilino, quindi. Ah sì? Sì. No, mi ci Hai sento. imparato il romagnolo oppure no? No. E sì, ci sentiamo spesso, a dire la verità, con lui, c'è Gabriele, Lucardi, certo. Ci sono tanti ragazzi con cui abbiamo fatto sia il Mondiale Under 20 sia le nazionali prima. Parliamo, ma non parliamo tanto di Calvisano Rovigo, Rovigo Calvisano. Cerchiamo di lasciarlo fuori dai nostri discorsi perché, come diceva prima, diciamo che da fuori è molto amplificata la cosa. Noi ci vediamo nel campo, quindi non abbiamo bisogno tanto di chiacchiere e di parole. Poi nel campo vediamo. Magari ci diciamo cose non da amici, magari sì, però nel campo si apre e quando si esce è finita.
Ecco, a proposito di campo, mi toglie una curiosità. Nel tuo ormai iter, nel tuo riscaldamento, giochi sempre o ti riscaldi sempre con Joe. Me la spieghi? Io ho avuto la fortuna quest'anno di, posso dirlo adesso, di trovare una persona come Joe, perché venendo da un'esperienza come l'anno scorso, che per me non è stata facile, nel senso che la Lazio mi ha dato tanto, è stata una squadra che mi ha aiutato a crescere, che mi ha fatto notare, una squadra che mi ha dato la possibilità di giocare. Però per me vincere 2 partite in un anno è stata dura, nel senso che io avevo perso un qualcosa dentro di me, che io entravo in campo e dicevo speriamo che riusciamo a gestire la partita e non esageriamo con i punti. E arrivare qui, trovare una persona come lui che mi ha dato fiducia fino dall'inizio, mi ha portato a scoprire dei lati che io non conoscevo, come appunto stavamo parlando prima, il fatto di giocare all'ala, il fatto di sentirmi realmente veloce, perché magari prima che pensavo di non poterci giocare per una questione anche di velocità. E lui invece mi ha dato la possibilità di riscoprirmi anche sotto quel punto di vista, e adesso ho trovato una, chiamiamola complicità, con lui, e la solita routine che tutti hanno prima di una partita, fare un determinato gesto, fare una determinata cosa, io l'ho trovata con lui, quindi prima di ogni partita sono lì che ci guardiamo negli spogliatoi, usciamo e ripetiamo le stesse cose che abbiamo fatto da settembre. Antonio, da allenatore, questione di feeling fortissimi questi. Beh, credo che sia uno dei traguardi più belli che può raggiungere un allenatore, quello di sentire di essere diventato importante per i ragazzi che allena, per i ragazzi che gestisce. E quindi benissimo quello che sta succedendo, è ottimo anche il fatto che Massimo abbia trovato comunque un riferimento, è comunque un ragazzo giovane, gioca con una certa maturità in campo, però ricordiamo sempre che è un ragazzo giovane, per cui avere dei riferimenti per uno che è lontano da casa, che abita da solo, comunque sapere che ha trovato un feeling e l'ha trovato proprio col suo allenatore, cioè nella cosa che fa sia per hobby che per lavoro, credo che sia una grandissima chimica che dà grandi stimoli. Ecco, a proposito di ala, di corsa, di velocità, Massimo, si stanno aprendo studi scientifici, universitari nel capire come tu possa sempre avere il vantaggio quando vai a contatto. Come succede questo? Come parlo spesso con mia sorella e in realtà anche da più piccolo, quando mi chiedevano come fai a placare in un certo modo, come fai quel gesto, non lo so, cioè io lo faccio, io non ci penso, più ci penso meno mi riesce, quindi io entro in campo e vado, veramente non so spiegare il come. Tante persone mi dicono anche inizio anno, ma forse sei un po' piccolo per questo livello, forse la mia fortuna è non sentirmi piccolo, quindi, quindi Insomma, non lo so. Da non troppo veloce, sei diventato veloce, da piccolo non sei piccolo, insomma, hai anche coraggio, Massimo, o incoscienza, o istinto, cos'è che hai? Sì, coraggio, cioè io non ho paura, nel campo non ho paura di un contatto, non ho paura di fare una scelta e magari sbagliare. So, quando sbaglio alzo la mano e provo a rimediare, però lì per lì provo ad osare, cioè non mi fermo al mio compito, diciamo. Antonio, quanto bello è sentire un giocatore che dice io non so com'è, lo faccio. Cosa cerchi di più? Tu pensa quante volte invece devi lavorare su determinati gesti con i ragazzi che alleni, proprio perché non ce l'hanno dentro e glielo devi costruire, o comunque devi dargli una mano a migliorarlo. Per cui avere ogni tanto un nature come Massimo che gli viene tutto istintivamente, per cui effettivamente devi solamente, come dire, controllarlo o incanalarlo, capito, nell'esplodere nel momento giusto, credo che sia interessantissimo, insomma. Ecco Antonio, lui, insomma, Massimo è sicuramente una delle sorprese, comunque dei lati più positivi di questo inizio stagione qui a Rovigo. Cos'è che a te piace di Massimo Cioffi?
oltre al ciuffo? Ma guarda, ne parlavamo prima mentre ti stavamo aspettando. Voleva dire che era in ritardo, no? È vero, è in ritardo. Non l'ho detto. Eravamo in anticipo noi. Ok. E parlavamo proprio di questo, del fatto che lui normalmente sia un secondo centro, per cui ha, come dire, nelle sue corde questa voglia di sfida continua con l'avversario, che non è la stessa sfida che hai da ala, perché comunque da secondo centro devi uscire dal canale difensivo, devi accelerare, ti trovi magari in situazioni dove sei 2 contro 2, la tua abilità è quella di trasformare il 2 contro 2 in un 2 contro 1, per cui l'istinto ce l'hai, la velocità ce l'hai, devi avere mani, devi avere gambe, devi avere tante cose, per cui secondo me ti stiamo facendo troppi complimenti. No, però adesso Massimo sta tranquillo che ti abbiamo fatto insomma una buona entrata, adesso arrivano anche le domande quelle dei tifosi che ti rimettono al tuo posto. Willy chiede dove puoi migliorare tecnicamente? Ma su parecchi aspetti, come ha già accennato Antonio, molte volte sulla sfida personale tendo a chiudermi, io batto molto più verso l'interno che verso l'esterno, quindi questa è una cosa che da ala un po' mi penalizza. C'è stato un episodio a Firenze dove tra l'altro mi ha dato una bella palla David e avevo baston davanti, invece di provare a continuare la mia corsa sono rientrato verso l'interno, quindi anche una lettura su una fase molto, molto veloce del gioco ho da migliorarla, il piede ho da migliorarlo, e sulla gestione tecnica ci lavoriamo tanto, quindi io provo a fare il più possibile per mettere, diciamo, dentro me una sicurezza in più quando poi gioco. Ci sono tanti aspetti, però quello che mi premerebbe di più adesso è sicuramente provare a leggere un po' prima un'azione, diciamo, e a mettere in difficoltà la difesa, provando a battere anche esternamente invece che trovare sempre lo spazio all'interno, diciamo, quindi prendendo l'uomo. Perfetto. Marco chiede, dato che da estremo c'è abbondanza, ti piacerebbe stare più nel vivo del gioco giocando ai centri? Magari, è quello che vorrei, ma ho la fortuna di poter giocare bene ala, anche perché ai centri ci sono persone importanti e molto brave come Dennis, che ce l'ho davanti, quindi posso imparare tanto, e quindi so che quando ho l'opportunità di giocare centro devo dare tutto, perché se voglio riavere una possibilità devo fare meglio di lui, ed è tosta. Tra l'altro tu hai detto il mio ruolo naturale è secondo centro, hai giocato molto spesso estremo, ma tu nasci mediano di mischia, no? Sì, nasco mediano, poi ho giocato 10 in accademia, poi si sono accorti che oltre il 10 il pallone non andava, quindi hanno detto o 15 o centro. Mettiamo lui oltre, quindi esatto, che il pallone non ci va. Edoardo, rispetto all'anno scorso Calvisano mi sembra più abbordabile, che ne pensi? Sì, nel senso che come avevo già detto, ho visto la partita l'anno scorso e magari c'erano molte più individualità con il Calvisano, tante persone che provavano a risolvere individualmente delle sfide, e tante volte ci sono riuscite in quei 80 minuti. Sì, quest'anno non so se è più abbordabile o meno. Io so che quest'anno noi siamo forti, quindi a viso aperto li sfidiamo, poi si vede lì. Perfetto. Massimo, abbiamo parlato di tuo padre, tu hai nominato tua sorella, tu arrivi da una delle famiglie più fiorenti, no, del rugby italiano. È semplice nascere in una famiglia del genere? Non lo è? O è tutto naturale, come ci hai già detto più volte nel corso di questa trasmissione? Diciamo che non è semplice, nel senso che ti porti dietro, tra virgolette, una storia. Mio padre ha giocato e è stato a Rovigo, ha avuto la fortuna di giocare anche in qualche selezione nazionale. Poi ho le mie sorelle che hanno sempre giocato, oltre a Maria che adesso gioca con loro, ha giocato anche mia sorella più grande, mio fratello ha giocato, quindi io sono l'ultimo e un po' ho assorbito, diciamo, tutto quello di cui si discuteva a tavola quotidianamente, quindi lì a tavola si parlava di rugby? Sempre, non c'è un momento dove non si parli di rugby, quindi
per me che sono stato l'ultimo è stato bello, diciamo, prendere tutto quello che potevo a tavola da loro e poi riportarlo su un campo. Ho avuto la fortuna di giocare, di essere allenato da mio padre, ho la fortuna di allenarmi con mia sorella quando capita, quindi sì, è difficile però è bello, poi alla fine quando le cose arrivano e ti vanno bene è bello, nei momenti difficili sono loro a ricordarmi che deve essere bello e non deve essere un peso. Antonio, è ovvio che la base in quanto famiglia è fondamentale per la crescita di un ragazzo a prescindere. Se poi si vuole intraprendere anche un percorso di questo tipo, preso naturalmente ovviamente massimo, insomma avere tutto un corollario, tutto un ambiente positivo è altrettanto importante. Certo è che in ambito, diciamo, sportivo, specialmente a certi livelli, si nomina spesso l'intelligenza rugbistica e Massimo probabilmente grazie anche a questa crescita che ha avuto internamente ne è dotato. Grazie. Sei d'accordo con me oppure... Sì, pensavo prima a una cosa che adesso te la dico, pensa se Massimo avesse scelto un altro sport. In questo momento sarebbe fuori praticamente dalla famiglia. Mangerebbe in un tavolo a parte, capito? Forse sarebbe stato eliminato anche No, non credo questo. dall'asse ereditario. No, assolutamente sì. Cioè, è così. La formazione di un giocatore parte dall'assimilare informazioni. Se hai la possibilità, anzi la fortuna, come nel suo caso, di aver sentito queste cose 1000 volte dette da più persone, magari la stessa cosa detta da più persone, alla fine è un concetto che ti rimane in testa, capisci quali sono i valori che stai andando a impattare quando decidi di fare questo tipo di sport, sai quali sono i sacrifici, perché magari, come dice lui, essendo l'ultimo, ha visto cosa ha fatto suo papà, cosa hanno fatto i fratelli, le sorelle, per cui sa, quando decidi di metterti lì, sai che ci sono una serie di condizioni che devono essere ottimali perché tu riesca ad andare avanti, per cui credo che sia importante sicuramente per Massimo non solo la guida tecnica e gli allenatori che ha avuto, ma probabilmente quello che gli è stato seminato in testa nel campo di grano della famiglia Cioffi di Benevento. Massimo, tu fai parte di una generazione che probabilmente è la più interessante degli ultimi anni a livello di nazionale. L'anno scorso un bellissimo 6 nazioni, perse alcune partite proprio per niente, il mondiale, un ottimo mondiale, peccato per 2 partite perse di 1 punto, probabilmente la meta tua con l'Irlanda, una delle mete più belle di tutta la World Cup, insomma tra l'altro anche sempre con l'Irlanda un bellissimo offload per Bianchi, esatto. Insomma, è una bella generazione, testimoniata la qualità di questa generazione anche dall'esordio di Licata in prima squadra nella massima nazionale italiana. Che sensazione ti ha dato vederlo là? Con lui tra l'altro sono tanto amico di Gio. Tutte e 2 del sud ovviamente, trovati da subito in una situazione dove erano molte più persone del nord, quindi partendo dall'Under 18 dove ci siamo conosciuti e abbiamo portato avanti, diciamo, questa amicizia, e per me lui è un grande, nel senso che lui sono solo 5 anni che gioca a rugby. Ha iniziato tardissimo. Alla faccia dell'intelligenza rugbistica, quindi è smontato quello che aveva detto prima. Chissà con chi pranzava Licata. Lui ha iniziato tardissimo, ma è un combattente nato, cioè lui ha sempre messo la faccia ovunque, non si è mai tirato indietro, e una delle nostre fortune al Mondiale alle 6 Nazioni è stata avere una come lui in campo, che non aveva il ruolo da capitano, però era presente in campo, quindi per noi e per i ragazzi più piccoli averlo in campo era tanto, e vederlo lì è stata una gioia immensa. Gli auguro il meglio a Giovanni perché veramente se lo merita. Ecco, i prossimi secondo te? I prossimi della nostra annata io penso... Escluso te, non ti mettiamo No, dentro io... perché tu devi fare almeno 10 anni qui a Rovigo, poi forse puoi andare in Celtic, va bene?
Di 97 non saprei dirti bene, nel senso che 97 non lo so, però di 98 secondo me ce ne sono tanti da valorizzare. C'è il capitano di quest'anno, Lamaro, che l'altro anno giocava con me, Che gioca a Padova. che gioca a Padova quest'anno. Per me lui è veramente uno da tenere d'occhio. Lo stesso Rizzi e Fischetti che gioca a Calvisano. Ci sono tanti giocatori che secondo me possono arrivare in alto, e un ragazzo 97 che secondo me a breve arriverà è Marco Riccioni. Che era un predestinato, insomma. Che sì, anche con lui ci sentiamo tanto, e anche lui auguro il meglio, perché alla fine il lavoro deve pagare in qualche modo. Certamente. Siamo in chiusura di Rugby House, vi ricordiamo fra 2 giorni a San Michele, quarto turno di Continental European, Continental Shield, ultimo atto di questa avventura, speriamo non sia poi l'ultimo atto, insomma, per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Dopodiché, prima della fine dell'anno, rientreremo a Rovigo per una partita qualsiasi, che è Rovigo Petrarca, il 23 di dicembre, insomma, giusto per festeggiare insieme Natale. Grazie Massimo di essere venuto. Grazie a voi. Antonio, quando vuoi. Grazie, ti aspetto. In Buona ritardo. serata. Buonanotte, ci vediamo la settimana prossima.